Come vedete l'atomizzatore sta lavorando perché è tempo ovviamente di intervenire in questo caso su piante da frutto. Allora benvenuti alla nostra trasmissione anche di questa settimana. Noi siamo nel Delta del Po e vi parleremo di romani, vi parleremo di disabili, vi parleremo di opportunità, vi parleremo di cose belle e buone come sempre. Sigla! Noi siamo a San Basilio, diciamo località San Basilio, nel comune di Ariano Polesine, nel Delta del Po, perché qui c'è natura, qui c'è bellezza, qui c'è storia e c'è anche agriturismo e quindi azienda agricola. Certamente, agriturismo che è nato da un'azienda agricola, un agriturismo che è nato 14 anni fa, che è composto da appartamenti dove noi diamo alloggio sia alle persone fortunate che quelle meno fortunate che sono i disabili. Allora, l'azienda agricola Forzello, ho detto in questa... Cosa vuol dire Forzello? Forzello deriva da forzella, che vuol dire diramazione di due rami del fiume. In questo caso il fiume è qui a pochi metri. Siamo del Po, immagino. Del Po sicuramente. Poi dopo l'area è stata bonificata perché sì, qui ovviamente era un'area, chiamiamola umida, così palustre, e l'attività agricola ha pensato bene di costruire delle case, ecco, sì, che voi avete recuperato. Sì, erano le case padronali, le case degli operai che noi abbiamo recuperato già dai fine 90. E i soldi dove li avete trovati? In parte noi e con l'aiuto anche della comunità, in questo caso con i PSR, come in questa casa che voi vedete. Ecco, e che cos'ha di particolare questa casa? Cioè i soldi del programma di sviluppo rurale li avete avuti perché e usati come? Allora, li abbiamo utilizzati per realizzare questo fabbricato che ha un appartamento per persone disabili ed è un recupero di una vecchia casa colonica, quindi abbiamo recuperato un fabbricato esistente e l'abbiamo utilizzato per l'attività turistica, in questo caso per persone disabili. Tutto questo si inserisce, così diciamo anche una parola su questo, in un'area, come abbiamo detto, storica, non solo storica per i romani, ma anche diciamo per l'età medievale, con questa bella chiesetta di San Basilio. Sì. Abbiamo la fortuna di vivere ed essere di fronte ad una delle chiesette più belle e più affascinanti di questa zona, la chiesetta di San Basilio, che è stata fondata e creata nel X secolo, quindi intorno all'anno 1000 dai monaci che poi dopo hanno fatto Pomposa. Complimenti allora all'azienda Forzello qui di Ariano Polesine e a Maura Rocchi, e adesso noi gireremo proprio in quest'area tutto quest'oggi e adesso andiamo abbastanza vicino a qui, in provincia di Padova, ma non è tanto distante, andiamo a Candiano. Si discuterà di infrastrutture verdi e del ruolo delle foreste alpine nelle strategie di sviluppo nel convegno organizzato dalla Regione del Veneto che si terrà il prossimo 6 febbraio a Verona. Il PSR Veneto conferma la propria performance di spesa chiudendo il 2014 con l'84,7% di risorse liquidate rispetto alla dotazione complessiva. I dati sul sito reterurale.it. Avvicinare i giovani alle sfide della nuova agricoltura e alle opportunità del programma di sviluppo rurale. Queste le motivazioni dell'appuntamento del prossimo 12 marzo in Corte Benedettina a Legnaro, organizzato da Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Mimmo, come vedi, io sono nuovamente in compagnia di Sergio Taurino, che vi ricordo è responsabile regionale dell'ADOC, l'Associazione Difesa e Orientamento del Consumatore. Ben ritrovato Sergio. Salve a tutti, ben ritrovati. Attenzione, perché oggi vogliamo parlarvi con lui di risparmio di energia elettrica e di gas. È giusto Sergio? Ecco, risparmiamo sulla bolletta più che altro, quindi la bolletta della luce e la bolletta del gas. A chi è rivolto questo messaggio, questo beneficio che gli utenti possono ottenere naturalmente, e cosa devono fare per ottenerlo? Allora, il messaggio innanzitutto è rivolto alle famiglie indigenti che hanno da 2 a più figli, e quindi è rivolto anche alle persone che hanno un reddito non superiore ai 7.500 euro ISEE. Questo tipo di risparmio vale per tutti i gestori dell'energia elettrica indistintamente?
vale per tutti i gestori dell'energia elettrica, mercato tutela e mercato libero dell'energia, quindi potete tranquillamente rivolgervi per poter compilare il vostro modulo che innanzitutto ricordo si scarica o sul sito dell'autorità dell'energia oppure si va in comune di residenza a prendere il proprio modulo da riempire. Io voglio capire meglio. Io uso sia l'energia elettrica, uso il gas. Posso fare la richiesta di tutte e due? Certamente i bonus sono cumulabili, chiaramente sempre mantenendo il reddito sempre a 7.500 euro, e il bonus per l'energia elettrica mi consente un risparmio di circa il 20% della bolletta annuale, mentre invece per quanto riguarda il gas il bonus è un risparmio del 15% circa, che è già una gran cosa. Naturalmente si possono rivolgere all'ADOC? Naturalmente si possono rivolgere all'ADOC e si possono rivolgere anche ad altre associazioni che sono consorziate nel CRCU. Benissimo, grazie allora a Sergio Taurino, come sempre preciso. Grazie e oggi a voi. credo utile più che mai. Lo saluto, ma con voi naturalmente ci rivediamo tra non molto, perché ci ritroveremo in uno dei bellissimi parchi che il Veneto ha, esattamente in provincia di Rovigo, ma scopriamo tutto tra non molto. A te Mimmo. E noi riprendiamo la linea da Taglio di Po, grazie. Peraltro restiamo un po' su argomenti legati ai consumatori, perché vedete questa azienda che è la OP Valle Padana, con noi qui c'è Andrea Pascucci che è il direttore di stabilimento, è una cosa importante perché all'interno dell'area del Polesine e del Delta del Po è una bella azienda, 90 dipendenti, quindi voglio dire movimento anche economico, ma quello che ci interessa è che vedete come siamo vestiti. Abbiamo dovuto fare all'inizio prima tutta una liturgia di vestizione molto importante, perché qui l'ambiente è asettico e quindi qui si lavora soprattutto con la cosiddetta quarta gamma, quindi l'insalata pronta, e deve avere delle caratteristiche importanti dal punto di vista igienico. Siamo venuti qui perché loro sono riusciti, utilizzando i finanziamenti del programma di sviluppo rurale, ad avere dei finanziamenti interessanti per tutto questo stabilimento che è nuovo, è nato nel 2006, quindi non ha ancora 10 anni, però sono riusciti ad ampliare gli uffici, a fare con anche dei soldi per quanto riguarda l'area, l'asse leader, e quindi attraverso il GAL comprare delle linee per il lavaggio. Esatto, abbiamo fatto l'acquisto di una linea che ha consentito l'incremento della capacità produttiva oraria. La linea nuova che abbiamo preso tramite il finanziamento ci consente di lavare, tagliare, asciugare dei prodotti per 1500 kg/h, mentre quelle che avevamo in dotazione in casa andavano a 550, quindi abbiamo triplicato la capacità oraria. Poi anche pesatrici. Poi abbiamo acquistato delle ulteriori pesatrici che ci hanno consentito di sviluppare quindi la fase di imbusto, e pertanto anche qui ci hanno consentito di essere più efficienti e più veloci nel poter servire il mercato. Ecco, e poi invece con un altro finanziamento di ben 190.000 euro voi avete sistemato gli uffici, avete reso anche più importante questa azienda. Assolutamente, abbiamo sia acquistato una nuova infrastruttura informatica che è fondamentale per riuscire a controllare tutto il processo, ma anche abbiamo ampliato gli uffici, quello commerciale, anche quello produttivo e una parte dell'approvvigionamento. Quindi loro hanno usato bene le opportunità del programma di sviluppo rurale, quindi impariamo appunto dalla OP Valle Padana. Noi adesso ci fermiamo, c'è molto rumore ma qui c'è lavoro, quindi grazie al direttore dello stabilimento Andrea Pascucci, e adesso andiamo a Portoviro, quindi non tanto distante da qui, siamo sempre nel Delta del Po, a parlare di ambiente. Linea Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci di nuovo assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Come anticipato mi sono spostato tra Loreo e Portoviro, in provincia di Rovigo naturalmente. Sono con Vincenzo Mancin che rappresenta il gruppo Iniziative per l'Ambiente. Benvenuto Vincenzo. Grazie. Dove ci troviamo esattamente? Allora noi ci troviamo qui vicino al Po, siamo chiusi a canali e quindi anche come ha visto prima dalla conca di Volta Grimana, dove siamo proprio
tra la vecchia conca costruita negli anni 80 e quella nuova molto recente, insomma. Qui è stata un'area che è stata abbandonata e nel tempo, con l'acqua meteorica, si sono fatti gli stagni e noi abbiamo pensato di chiedere alla provincia di fare oasi di protezione. Vincenzo, io vedo molti cartelli, vedo quasi un percorso cifrato. Che cos'è? Sì, allora questo è stato un lavoro che abbiamo fatto con le scuole medie qua di Portoviro, insieme con i loro professori. Abbiamo fatto un lavoro molto interessante secondo noi, in quanto abbiamo fatto lavorare i ragazzi sulle specie che hanno visto per varie volte. Siamo venuti qua, hanno fatto le loro ricerche e poi al computer hanno fatto loro le schede. Laura Gramorelli invece si occupa proprio di questo aspetto, lei li studia proprio gli animali che passano qui. Sì, infatti li studio, sono molto amante della natura da sempre e diciamo che adesso ho cominciato da un po' di anni a fare questi censimenti nell'OSI. E c'è un monitoraggio di passaggio, come diceva, di migrazioni, anche di nidificazioni. Anzi, quest'anno abbiamo avuto un anno molto piovoso, speriamo ci sia ancora la nidificazione del tufetto che da alcuni anni mancava, come anche la folaga del resto. Adesso purtroppo, come dicevo, devo salutarvi, ma l'invito naturalmente è esteso per la prossima settimana. Saluto anche Mimmo Vita che con me ha condotto l'altra parte della trasmissione e vi ringrazio per aver seguito il nostro incontro. Alla prossima!